Ed eccoci qui. Allora, parliamo di ricetta medica, quindi ci rivolgiamo non solo alle persone pensionate e pensionande, ma a tutti quanti, anche alle famiglie, lavoratori, eccetera. Cerchiamo di dare una spiegazione, poi di addentrarci nelle agevolazioni che ci possono essere, nelle esenzioni, insomma in tante cose molto importanti. Attenzione perché sbagliare costa, ci sono delle sanzioni che possono essere anche pesanti. Per parlare di questo abbiamo l'esperta dello CGIL, Dipartimento Welfare, Ivana Fogo, ben ritornata qui con noi. Buon pomeriggio a voi. E a questo punto io direi di addentrarci subito, supportati come sempre dalle slide che voi preparate con molto scrupolo, perché ci danno un quadro lampo di quella che è la situazione. Innanzitutto questa benedetta ricetta medica, si chiederanno i nostri telespettatori, che devi sempre fartela fare, che devi andare al medico di medicina generale, che te la deve fare, che te la potrebbero fare, adesso ci spiegherà o meno, anche i medici specialisti, per cui anche quando andiamo a fare una visita specialistica può essere che facciano una prescrizione, non è vero che necessariamente devono rimandarti dal medico di medicina generale in un andirivieni in continuo, quindi attenzione anche qua, fin dove cosa si può chiedere o meno. Che cos'è? È un documento? Di che cosa si tratta? Sì, è importante dirlo, la ricetta o l'impegnativa, quella rossa, insomma, che siamo abituati, no? Che sempre vediamo fare dal nostro medico, è un vero e proprio documento, è molto importante, non è un pezzo di carta così e poi spiegheremo anche il perché, che può essere redatto da un medico abilitato iscritto all'albo professionale. Che cosa ci serve? Ci serve per poter consentire al cittadino, al paziente, di prenotare visite specialistiche, esami diagnostici e anche la cosa più semplice, quella che facciamo tutti i giorni, spessissimo, è quella di poter ritirare e acquistare i farmaci, scusate, che richiedono una prescrizione medica. Quando parliamo di medico abilitato, allora stavo pensando proprio a questo. Insistiamo su questa cosa. Medico di medicina generale, che è il nostro medico di base, pediatra di libera scelta. Adesso io parlerò di medico sempre, ma faccio riferimento anche al pediatra di libera scelta, che spesso non lo ricordiamo poco, cioè chiaramente sono più interessati i genitori che quelli che hanno bambini piccoli, però il pediatra di libera scelta è naturalmente un'altra figura importantissima, tanto quanto il nostro medico, no, di medicina generale. E poi anche lo specialista. Questo è assolutamente vero, anche lo specialista ha la facoltà di poter fare le impegnative. Invece tante volte, dopo ci sono delle regole, insomma, che adesso, ma come dire, tante volte invece ci rimandano dal nostro medico di base, appunto facendoci fare molti giri. Poi magari il medico di base dice non poteva fartelo la prescrizione anche lo specialista, quindi c'è una... Sì, è importante sapere che lo specialista dovrebbe essere così. Quando tu fai la prima visita dallo specialista, non dal medico di base, dallo specialista, quindi ti prendi in carico uno specialista per una patologia particolare legata a quella specialità là. Da quel momento in poi tutto il percorso lo dovrebbe fare lo specialista e quindi tu non ripassi più dal medico di base. Importante, un conto è la prima visita, il primo accesso e poi vedremo quanto è importante il primo accesso rispetto alle classi di priorità, di cui ne parleremo insomma fra 2 minuti, però una volta che lo specialista ti ha preso in carico per quella specifica patologia, poi dovrebbe percorso sia per le visite di controllo che per i percorsi insomma, no, successivi, le terapie, è in carico allo specialista o al servizio insomma, che ti ha preso in carico. Non sempre questo avviene e insomma, è bene ribadirlo, casomai si potrà provare a ragionare anche a fare un'altra, come dire, alcune precisazioni anche su quel percorso lì, perché sono tanti percorsi che esistono, che fanno parte della rete dei servizi, che spesso i cittadini non conoscono e che quindi per il cittadino c'è poco, c'è niente. Non è vero? I servizi che ci sono, noi dobbiamo imparare a saperli utilizzare e anche, permettetemi di dire, a pretenderli. Certo, perché questa è l'altra cosa. Questo è l'altro fatto importante. Siamo abituati adesso ad avere la ricetta elettronica, che viene, anzi, la troviamo anche in farmacia tra l'altro. Che cos'è? Ecco, allora, di fatto è l'equivalente della ricetta che come vedete l'abbiamo messa, no? Questa è la famosa ricetta rossa.
E la ricetta che troviamo in farmacia è questa stessa ricetta, chiamiamola solo che è dematerializzata, cioè non c'è bisogno che io vada a ritirare dal medico la ricetta e che la trovo anche in farmacia. Questo però vale esclusivamente, solamente per i farmaci, quelli che usiamo abitualmente, legati a una patologia cronica. Per cui, insomma, non c'è bisogno che io mi rechi tutte le volte dal mio medico. Ci sono vari modi, c'è quindi patologia la famosa cronica. patologia cronica per farmaci, no, a meno che appunto previa telefonata con il medico di base rispetto a non ci sia una diagnosi certa, e allora il medico, e anche in quel caso è tutto legato alla sanità a chilometro zero, c'è anche quel percorso là, sono tanti percorsi. Oggi il Covid, devo dire che in questo accelerato di sicuro. Poi agevolato faccio un po' fatica a dirlo, perché per esempio per le persone anziane è un po' un problema usare determinati strumenti. Ci sono medici che si sono fatti delle app, no? Per cui i pazienti imparano, c'è la sanità l'app della Regione Veneto, sanità chilometro zero, però insomma devi sempre un po' sapere usare questi strumenti, e gli anziani non sempre lo sanno fare, però a volte basta anche qualche medico accetta, se ha un ufficio di segreteria, accetta anche la telefonata e poi la ricetta si trova in farmacia, sempre a discrezione del medico, e comunque soprattutto per patologie conosciute croniche e terapie anche abituali. Certo. Ecco. La cosa che ci tenevo a sottolineare rispetto a quella ricetta, se la possiamo rivedere, insomma, è che ci sono tre elementi dentro a questa ricetta, dematerializzata oppure no, che mi preme sottolineare. Li abbiamo indicati messi in evidenza, ed è l'esenzione, è importantissima. Quindi il codice di esenzione che deve essere indicato. Adesso poi vedremo di che cosa si tratta. La priorità prescrittiva, cioè quanto tempo devo aspettare per poter fare questa benedetta prestazione, e qua apriamo l'altro grande capitolo, e poi il quesito diagnostico. Questi tre elementi devono sempre esserci. Il quesito diagnostico deve essere ben preciso, tra l'altro. Sì, ora è vero che sono tre compiti, chiamiamoli, che ha il medico, e il medico di base, o i medici, insomma, lo sanno e la devono compilare, ma insomma è ben che noi cerchiamo insomma di porre l'attenzione. Ecco. Quindi controllare questo elemento qui, ma perché soprattutto se ci sono delle prescrizioni, io mi ricordo quando si parlava, non so, di cure termali, la prescrizione anche lì deve essere ben precisa, perché altrimenti non viene riconosciuta. Si paga tutto. E infatti la slide successiva, ecco, gli obblighi del cittadino. Gli obblighi del cittadino. Abbiamo usato questa parola per mettere grande attenzione su questo. Ecco, in realtà non sono solo obblighi del cittadino, perché allora noi di solito i cittadini che hanno un'esenzione di qualsiasi natura, che poi magari vedremo velocemente, lo sa che ha quell'esenzione, e quindi il cittadino sta anche attento. Però il cittadino che comunque è esente, ma è tenuto a pagare comunque il ticket, no? Quando? Allora, se nella ricetta non è indicato il codice di esenzione, ripeto, quello, noi abbiamo scritto obblighi, ma in realtà quello è un obbligo del medico, non è il cittadino che mette l'esenzione, è il medico. A cui bisogna ricordarlo però, attenzione. Esatto, quindi l'abbiamo messo lì, anche se sarebbe un po' improprio, per mettere l'alert al cittadino, no? Dire: guarda cittadino, che tu hai diritto a questa esenzione, e allora se quando vai in farmacia o quando vai a fare la prestazione te lo fanno pagare, o ti dicono dipende da questo, quindi attenzione al codice di esenzione. Mentre gli altri due sono proprio obblighi del cittadino, perché se uno ha un appuntamento e non riesce ad andare perché c'è un altro problema, oppure tante volte succede, magari si fa una prenotazione per una persona magari anziana, magari questa persona è ricoverata, guardate che è un caso che avviene spessissimo. Chi segue questa persona deve ricordarsi di
disdire l'appuntamento, perché altrimenti arriva, poi l'ULSS è autorizzatissima a fare, e lo fa, controlli incrociati con le agenzie delle entrate, lo fanno spesso, arrivano a casa per pagare, si deve pagare tutto l'importo della prestazione, quindi senza nessun tipo di esenzione, e anche un'ammenda. Quindi è importante ricordarsi questa cosa. Avviene più spesso di quello che noi pensiamo. D'altra parte è anche comprensibile, però è anche vero che questa cosa va ricordata, insomma. Però se, come è successo adesso, succede, ad esempio c'è la prestazione che viene, non so, la visita che ha una certa urgenza, in realtà non hanno stabilito dopo 2 anni, un anno che devi farla, poi su sollecito riaprono le liste, anticipano perché si rendono conto che un anno magari uno è, e quindi ti fissano la visita, oppure su sollecito dello stesso medico specialista, dice no, è impossibile aspettare un anno se dobbiamo fare l'operazione e mi manca la diagnostica, perché adesso siamo nei paradossi, no? Fai prima l'esame, poi ti operano, poi fanno la diagnostica. C'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. E faccio un esempio paradossale però per renderci conto, quella diagnostica lì che è stata spostata dall'azienda sanitaria perché ha fissato un altro appuntamento, è annullata automaticamente da loro oppure no? Perché può darsi anche che no. Allora, in teoria loro, però è sempre bene ricordarlo. Perché potrebbe essere che venga annullata direttamente da loro, ma non è automatico, perché ci sono tutti questi sistemi, no, che si incrociano, e anche perché dipende molto da dove è stata, diciamo, prenotata la prima volta, perché il CUP oggi dovrebbe essere provinciale e dovrebbe parlarsi, ma non sempre questo avviene. Per alcune prestazioni c'è ancora la suddivisione nelle 3 zone e quindi non sempre il sistema si parla. Allora, per precauzione, è sempre bene chiedere alla persona che ci ha chiamati di annullare la prenotazione quella più a lungo, oppure chiedere se lo dobbiamo fare noi. Il più delle volte ci pensano loro, però insomma è sempre bene fare attenzione, sempre bene avere in mente, insomma, perché come dicevo, ecco perché dicevo, la ricetta non è un pezzo di carta, è un documento, è una prescrizione, insomma, e ha il suo valore. L'altro, sempre dentro agli obblighi, ed è importante che i cittadini lo capiscano, quando noi facciamo un esame, per esempio prelievi, la cosa più banale è un prelievo e poi abbiamo le risposte, i referti. I referti vanno ritirati entro 30 giorni. Oppure anche online però. Certamente, anche online, se siamo sempre ritirati, perché altrimenti si paga l'intero costo della prestazione. Ma se l'esito del referto viene diviso a metà, una parte prima e una parte dopo, perché sono talmente lenti ormai a fare che dividono a metà, insomma, e la seconda parte... No, ma lì è aperta la pratica e quindi continua, è aperta, insomma, ecco, quindi insomma, ecco, importante è questo, però insomma, ecco, diciamo che queste norme che sembrano molto restrittive e che puniscono un po', insomma, però insomma, rientrano nei controlli incrociati che fa l'ULSS con l'Agenzia delle Entrate, e anche hanno uno scopo, adesso, a essere anche ottimisti, insomma, e hanno anche lo scopo di evitare che ci sia un abuso, diciamo, delle prestazioni, no? Perché se il medico fa quella prestazione, qui stiamo sempre parlando, attenzione, qui sto parlando delle prestazioni e di tutto ciò che viene prescritto dal medico di base dentro il Servizio Sanitario Nazionale, non nella libera professione, perché là, insomma, le regole, quello è un altro ambito, però è importante avere ben chiaro, insomma, tutte queste questioni. Allora, ticket esente, l'altra cosa interessante, vediamo anche qui la slide, esenzioni, quindi dal ticket ci sono diversi tipi di esenzioni. Noi qui abbiamo dato importanza, perché sono
sono quelli anche più usati, perché naturalmente è chiaro, no? Tutti noi, tutti noi siamo, quando abbiamo delle prescrizioni, paghiamo un ticket comunque, no? Che può essere, a volte sono anche tanti soldini, perché dipende anche da che tipo di prestazione faccio. C'è anche da dire, ma insomma adesso possiamo andare un po' più in fretta, che dipende anche da quante prestazioni possono essere indicate dentro la ricetta, perché in alcuni casi si può mettere, il medico lo sa, è il medico che lo fa. C'è una prestazione sola, in altri casi sono 8, per esempio quando faccio gli esami del sangue non è che per ogni tipologia di esame mi fanno una ricetta, ma dentro ogni prestazione possono arrivare fino a 8 richieste, diciamo, legate però a quella singola patologia, a quella singola situazione, ma comunque queste sono cose che i medici sanno, quindi tutti devono pagare il ticket tranne quelli che sono le persone che sono esenti. Le esenzioni sono di svariati tipi. Queste 4 che abbiamo indicato, questa è una nomenclatura data dalla Regione, questi codici che vedete, sono quelle esenzioni al ticket legati al reddito. Sono 4 tipologie. Qua c'è scritto il primo. Il primo, quello più importante. Età inferiore a 6 anni, vabbè, ci può stare, o superiore a 65 anni. Quindi vuol dire che la persona superiore a 65 anni non ha da pagare il ticket? Allora, non tutti. Quelli che rientrano in questa tipologia qua. Cioè, con quindi reddito complessivo lordo non con un reddito, allora, chi ha dentro un reddito familiare lordo pari a 36.000 euro, 36.151 e ha più di 65 anni, quindi, devono esserci le 2 misure, tutte e 2. Quindi o inferiori ai 6 anni, quindi i bambini, praticamente però sempre nel nucleo familiare. Però sempre in un nucleo familiare che non superi 36.151, diciamo 36.000 euro lordi. Chiaro. Attenzione, nucleo familiare, quindi vuol dire la somma di tutti, perché e questo vale anche per gli altri, esenti per disoccupazione, disoccupati e familiari a carico. Ecco, i successivi sono sempre legati al reddito, ma qui gli importi, vedete, sono molto diversi, nel senso che un reddito complessivo lordo non superiore a 8.200 euro, cioè qui stiamo parlando di disoccupati, quelli che e il reddito a cui si fa riferimento è quello dell'anno passato, quindi 8.200 euro sono davvero pochissimi, che aumentano a 11.000 euro se c'è il coniuge, e poi se ci sono dei figli a carico 500 euro ogni figlio, quindi ma qui stiamo parlando di un aiuto proprio. Poi abbiamo gli esenti per assegno sociale, quindi superiori, questo è non è una pensione, la chiamiamo assegno sociale, devi avere 65 anni e avere l'assegno sociale che è inferiore alla minima. Perfetto. Ecco. Oppure appunto gli esenti per pensione al minimo, anche qua sempre superiore ai 65 60 anni qua 60 anni, con un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro. Voi capite che qui stiamo parlando di gente che ha una pensione di 500 poco più euro lordi al mese, quindi insomma stiamo davvero parlando di persone che hanno veramente un bisogno, quindi è anche corretto che questo ci sia. Ora, poi vediamo l'altra perché è interessante, perché parla di patologie, invece quella era una situazione economica. Sì, quella è legata al reddito, qui invece ci sono svariate tipologie. Le abbiamo elencate perché insomma entrare dentro a tutte è complicato. 64 codici di esenzione. Ci possono essere delle esenzioni per patologia. Quindi non è un'esenzione totale, nell'altro caso sono esenzioni totali per qualsiasi prestazione, in questo caso invece sono esenzioni che sono legate alla tipologia di patologia e non c'entra più il reddito, per cui posso avere una famiglia che supera quel reddito là, ma dentro c'è uno che ha un cittadino che ha una patologia che rientra in queste 64 che sono bene indicate, il medico sa quali sono, ecco tutte, ha diritto per quella patologia, i farmaci e tutte le prestazioni legate a quella patologia, ha diritto all'esenzione totale. A vita. Non è detto che sia a vita.
Di solito lo è perché sono patologie importanti e sono patologie croniche, di solito, però potrebbe anche essere che invece non è permanente. Ecco, diciamo che adesso a me non viene in mente quale potrebbe essere una patologia che poi rientra. Sto pensando ai tumori. Il tumore al seno per le donne hanno dovresti proprio essere guarito però se sei guarito, che potrebbe anche essere, che insomma va benissimo. Insomma, succede, fatti tutti i follow up, a parte che in quel caso lì c'è un'esenzione legata alla malattia oncologica. Certo, ma non infatti stiamo parlando di tutte esenzioni legate, perché credo che se uno faccio l'esempio, non lo so, degli esami che non sono connessi, quelli non connessi, si paga il ticket. Esatto, malattie rare. Malattie rare, lo sappiamo, quelle anche qua. Queste sono malattie molto Ma sempre legato alla malattia rara? Sempre legato alla malattia, indipendentemente dal reddito. Certificata, con una prescrizione, ha un codice ben preciso, certificato, ecco. Invalidità sul lavoro o invalidità civile. In questo caso, qui invece possiamo avere anche delle guarigioni, diciamo, ecco, quindi qui possono non essere permanenti e da valutare. Invalidi di guerra, le vittime di terrorismo e stragi. Ex donatori di sangue, di midollo osseo o di donatori organi tra viventi, ok? Poi le vittime di terrorismo avevo detto, e anche la gravidanza, il Covid-19. Abbiamo anche la gravidanza che ha tutto un percorso suo particolare, il Covid-19 che anche quello ha avuto un suo percorso e che adesso vediamo che cosa rapidissimo, perché siamo verso entriamo di corsissima verso la cosa che ci interessa moltissimo, che sono le classi di priorità. Credo che tutti ormai sappiano di che cosa sto parlando. Qualsiasi medico ha la facoltà di prescrivere, di indicare quanto grave è quella patologia e quanto presto il cittadino può usufruire della prestazione. Urgente, abbiamo detto, entro 24 ore. Guardate che qui in qualche caso, insomma, questi sono casi che se no vanno in pronto soccorso, se non trovano ovviamente. La classe 10 giorni, la 10 giorni, la D, la differibile, la P è quella programmabile, che posso andare, ecco. Cosa c'è da dire di importante qua? Questo si lega moltissimo alle liste d'attesa, a tutta la questione enorme delle liste d'attesa, sappiamo che c'è di tutto dentro. Quello che mi interessa dire rispetto alle classi di priorità è che vale solo ed esclusivamente per la prima visita, cioè per il primo incontro, diciamo, con il servizio. Perché poi l'altro è lo specialista. Perché poi l'altro è lo specialista. L'altra cosa che mi interessa dire è che bisogna fare attenzione, è legata alle liste d'attesa e alla grande difficoltà che facciamo a prenotare, ma quando ci danno un luogo dove effettuare la prestazione, va accettato. Se non si accetta, perché magari non è nel mio territorio si perde, la classe di priorità salta. E questo è importante saperlo, perché poi uno fa le sue valutazioni. Certo è che qua, insomma, è un peso per il cittadino, perché facciamo l'ipotesi che io abito a Padova, mi mandano all'ospedale di Schiavonia, non è lontanissimo, ma insomma non è. Se vengo presa in carico, io accetto perché me la danno dentro i tempi prestabiliti. Se vengo presa in carico all'ospedale di Schiavonia, poi dovrò continuare a rivolgermi a quella struttura, perché quella ma solo per quella patologia? Sì, certamente, però insomma no, ecco, se io invece, come spesso succede, dico no, io abito a Padova, aspetto a Padova, bene, in quel caso posso dirlo. E perdo la priorità. Ma perdo la priorità, ecco. Va bene. Quindi insomma attenzione, attenzione, sì, la nostra vuole proprio essere fatta, facciamo attenzione, perché insomma è chiaro che il quesito diagnostico lo dice da solo, cioè è fondamentale che il medico descriva il problema di salute, anche diciamo che è la ragione per cui prescrive quella prestazione. Sta in capo al medico, però insomma è bene ricordarglielo e controllare. Ivana Fogo, sempre bravissima, precisa e concisa. Abbiamo cercato di illustrarvi quanto è bene sapere le basi
di questa benedetta ricetta medica, capire di che cosa si tratta, poi là si innescano tanti problemi che poi noi abbiamo già sviluppato insieme allo SPCGL, continueremo a farlo perché i problemi non sono risolti, vedremo come stanno andando le liste d'attesa, le priorità, insomma ci sono tante dinamiche. Se avete problemi, però lo diciamo sempre, rivolgetevi alle sedi dello SPCGL che sanno indirizzarvi al meglio anche nelle loro strutture interne, sanno comunque darvi un suggerimento. Ivana Fogo, grazie di essere stata qui con noi. Grazie I telespettatori lasciamo alla pubblicità perché poi noi torniamo insieme, abbiamo le nostre consuete interviste di approfondimento. A dopo.